Rimane stabile il numero dei dottori commercialisti in Sardegna che nel corso del 2018 hanno fatto registrare una flessione dello 0,1%, calano a Cagliari, in leggera salita a Sassari, Nuoro e Oristano, e quanto emerge dal report 2019 sull'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. In Sardegna in totale si registrano 2044 iscritti all'albo, con un aumento del 24,6% rispetto al 2008, quando i commercialisti nell'isola erano 1641. Gli uomini rappresentano ancora la maggioranza, ma la componente femminile è in crescita. Attualmente le donne commercialiste sono il 38,6% del totale, con una crescita di 4 punti rispetto al 2008. In Sardegna nel 2018 sono iscritti all'albo 35 nuovi commercialisti. Quanto all'età, gli under 40 sono il 17,2% del totale. Il rapporto si occupa anche della parte economica della professione. Nell'isola il reddito medio dei commercialisti è di 39.894 euro, con una crescita del 5,3% rispetto all'anno precedente, ma lontano dal dato nazionale che vede i commercialisti denunciare una media di 59.429 euro. A livello nazionale gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono aumentati di 306 unità, più basso tasso di crescita registrato dal 2008. In 10 anni gli iscritti all'albo sono aumentati di 11.140 unità, con un più 10,4%.